È inutile dire che sono emozionata perché questo riconoscimento che mi è stato attribuito è una cosa grande. Questa mattina mi sono alzata e mi sono detta se avevo sognato, perché questo è davvero la realizzazione di un sogno. Emozionata Maria Elisabetta Alberti Casellati ieri ha incontrato a Palazzo Moroni il sindaco Giordani, numerose istituzioni e di giornalisti. Il suo arrivo alle 19:30 è stato accolto da una folla di gente, elegantissima accanto al nipotino. Le sue prime parole: sarò un ponte per la mia città e per il Veneto. Sempre vicino alla mia città, io sono vissuta qui, è il mio territorio, il mio percorso politico l'ho fatto in questa meravigliosa città e io ci sono oggi, ci sono stata ieri, ci sarò domani, non dubitate. Oggi, ha detto, sono qui a festeggiare la mia nomina con voi, insieme a tutta la gente di Padova. Un incarico denso di responsabilità, ha aggiunto la neopresidente, in un momento difficile per il Paese. Un momento non facile, io sono ottimista perché ho avuto una elezione a larghissima maggioranza, il che significa che se con pazienza e determinazione noi riusciremo a metterci tutti assieme ad un tavolo, potremo iniziare bene questa legislatura. Anche qui bisogna crederci. L'abbraccio poi colmo di emozioni con il vescovo di Padova Claudio Cipolla. La Casellati ha chiesto di ricordarla nelle sue preghiere per sostenerla in questo nuovo incarico.